Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi una puntata dedicata al musical, perché parliamo di questo bel libro di Eugenio Tassitano, Lo spettacolo comincia, dizionario dei grandi musical cinematografici. Io vi leggo la quarta di copertina. Chi non ha sognato con Fred Astaire e Ginger Rogers, oppure con Gene Kelly, che non si è divertito con John Belushi e Dana Croyd, e più recentemente quanti spettatori hanno amato perdutamente La La Land o Emilia Perez? Ecco, con queste domande appunto che si pone Eugenio Tassitano, che ricordo è un compositore, autore, nonché scrittore, perché non è questo certo la sua prima pubblicazione, ed effettivamente sono domande lecite, perché per chi ama o meno il musical, certamente almeno un film di questo genere avrà amato in maniera molto incisiva. Salve a tutti, e allora ne abbiamo parlato, caro Massimo, e quindi lo facciamo proprio direttamente entrare il nostro amico Eugenio Tassitano. Ciao Eugenio. Ciao a tutti. Secondo te di che cosa parliamo, caro Eugenio, in questa nostra puntata, se non di questo qui, che abbiamo fatto vedere anche in introduzione, ma però è il caso di farlo vedere così, Massimo, anche. Esatto, tu da una parte e io dall'altra, capito? Così capiamo che è un tomo enorme e questo ragazzone qui ci ha messo veramente, che ne so, quanti anni ci hai messo per scriverlo? 2. Pensavo di più. Allora, non 2 è anni dormito le diciamo di notti. immersion e di almeno un film al giorno, di media. Senti, allora, io inizierei con la prima domanda che ti vado a fare, e per farla devo tirare fuori un altro tuo libro, cioè questo qui, che è il tuo precedente libro, Storie di musica al cinema, dizionario dei grandi film sulla musica. Ecco, quando venne pubblicato questo libro, in molti ti chiesero, e anch'io ero tra quelli, come mai i musical erano stati esclusi da questa lista di questo elenco di film che andavi a trattare, e tu spiegasti che il musical è un po' un genere a parte in qualche modo, ma non sapevamo che avevi quest'arma che stavi preparando, e cioè il libro invece, questo che abbiamo già fatto rivedere, ovvero su Lo spettacolo comincia, che invece tratta esclusivamente di musical. Come è nata l'idea appunto di affrontare questo tema così specifico, ma così importante? Allora, come hai detto tu, appunto, dopo aver scritto Storie di musica al cinema, che è un libro sui film di argomento musicale, quindi un film biografici e non, diciamo, su personaggi realmente esistiti e personaggi inventati, comunque musicisti, diciamo, era circoscritto il libro a questo tipo di film che comunque in realtà riproducono sempre la realtà, rappresentano la realtà senza la cosiddetta sospensione dell'incredulità che richiede il musical. All'inizio io sinceramente non avevo idea di scrivere poi il libro sui musical, anche perché mi spaventava molto l'idea di appunto visionare moltissimi film. È anche un genere che io sicuramente amo, mi piace, però non credevo di conoscere così a fondo. E poi pensavo che ci fossero già altri libri sui musical. In realtà mi sono reso conto che ci sono dei libri sul musical, ma che riguardano, almeno in Italia, ma che riguardano esclusivamente il musical hollywoodiano. Mm. A quel punto io mi sono detto, beh no, allora qua bisogna colmare una lacuna. Qui bisogna parlare del musical europeo, del musical asiatico, tutte le altre cinematografie che ormai hanno prodotto tantissimi musical. Perché continuiamo a non parlarne? E soprattutto perché non parlare del grande musical europeo, innanzitutto. E quindi mi sono reso conto che a questo punto ho trovato lo stimolo, ecco, no, per cominciare a scrivere, a documentarmi e a vedere tanti film, e ho scoperto tante cose bellissime.
Bene. Ma infatti la peculiarità di questo tuo libro è proprio questo qui, che a differenza di molti altri che si dedicano sempre all'aspetto, diciamo, chiamiamolo tra virgolette, hollywoodiano, quello Broadway e West End londinese, tu hai fatto lo stesso lavoro enorme che ha fatto Marco Testoni col suo libro Come si ascolta un film, cioè hai spaziato in tutto il mondo. Ma allora io ti chiedo, ma secondo te già l'argomento di per sé, il musical è, chiamiamolo così, di nicchia, perché non tanti lo amano, non lo capiscono più che non lo amano, non lo capiscono. Sì. Cioè, il fatto che qualcuno all'improvviso si mette a cantare, a ballare, sta cosa è quasi surreale, quasi felliniana, quasi come certo. in un multiverso. Ma perché il musical nel nostro paese al cinema non funziona come in realtà funziona a teatro? Perché a teatro ci sono i sold out, ci sono le file, la gente va a vedere di tutto, anche quelli che poi non sono in realtà dei musical storicamente noti, ma sono adattivi o adattati. Secondo te per quale motivo c'è questo divario? Guarda, i motivi sono, secondo me, sono tantissimi. Io ho provato nel libro a elencarne qualcuno. Intanto il teatro oggi chiaramente ha un pubblico molto più ristretto del cinema. Di conseguenza, il pubblico che va a teatro, a mio avviso, è assolutamente preparato, no, a vedere un po' qualsiasi cosa. Quindi anche il musical, come va appunto all'opera. E poi ci sono tantissimi altri motivi storici anche, no? Che comunque il musical cinematografico è comunque un genere importato, e magari mancano a volte anche gli interpreti, no? I grandi interpreti per cui si può scrivere un musical. Insomma, sono tantissimi i motivi. Però devo dirti la verità che nella mia ricerca ho un po' rivisto quest'idea, nel senso che è vero, come dici tu, che di film musical convenzionali ne sono stati prodotti pochi in Italia, però è anche vero che ci sono dei sottogeneri del musical in cui l'Italia ha detto la sua, perché per esempio se pensiamo al backstage musical, lì in Italia ci sono stati fatti molti film anche molto belli sul mondo del varietà, dell'avanspettacolo, insomma, no? Che è una realtà importante in Italia. E lì ne abbiamo degli esempi illustri, come può essere Polvere di Stelle di Alberto Sordi, oppure Vita da cani di Monicelli Steno, Basta guardarla di Luciano Salce. Insomma, abbiamo dei bei titoli in Italia. E poi in Italia c'è stato un lungo periodo in cui ha fatto, diciamo, sfracelli il film opera, tratti da opere liriche che incassavano di più magari dei film neorealisti. Negli anni 30, 40, 50 soprattutto. E quindi ecco, ho un po' rivisto quest'idea. Ecco, musical convenzionale pochi, però backstage musical e film opera ci sono stati delle grandi stagioni. C'è da dire anche che noi siamo figli della commedia musicale di Garinei e Giovannini, siamo figli dei musicarelli. Certo, esatto, anche i musicarelli, infatti. Quindi è vero fino a un certo punto, ecco, che l'Italia ha prodotto pochi musical. Ecco, io vorrei uscire per un attimo dall'Italia e invece parlare dei gusti del pubblico. Nella bellissima prefazione di Emanuele Rauco, ma anche nella tua introduzione, si fa cenno al fatto che c'è a chi piace molto il musical, invece chi non piace assolutamente nulla del musical. Io sono tra questi, diciamo che mi lascia generalmente tiepido. Ma quando sono andato a vedere la lista dei film che tu giudichi indispensabili, mi sono reso conto di averli visti praticamente tutti. E quindi è un po' strano questo concetto, cioè nel senso è un genere che magari divide il pubblico, ma tutti quanti più o meno lo vedono. E in questo mi ricorda il Festival di Sanremo, cioè anche a chi non piace il Festival di Sanremo, volente o nolente, conosce le canzoni, conosce come è andato a finire il vincitore, eccetera, eccetera. Mi spieghi questa strana questione? Ecco. Ma guarda, secondo me è perché alcuni musical sono veramente dei capolavori. Chi è che osa criticare, non lo so, The Blues Brothers? Certo. Oppure Jesus Christ Superstar? Non so, il Rocky Horror, un fenomeno di culto pazzesco. Poi vabbè, l'opera rock, Certo. oppure ecco il backstage musical, oppure il jukebox musical, no? Che appunto che hanno avuto per esempio successi enormi, come Mamma Mia, per esempio.
Ecco, voglio dire, sono dei grandi film. La La Land l'hanno visto un po' tutti, penso, no? Sì. Oppure Old the Jazz addirittura ha vinto la Palma d'Oro a Cannes. Cioè, stiamo parlando di film che sono capolavori a prescindere dal musical. O Cantando sotto la pioggia, che è Ma, ritenuto uno dei più grandi film della storia del cinema. Quindi andiamo ben oltre il genere. ma se, Ma io ho messo anche titoli forse un po' dimenticati, ma importantissimi, come Un giorno a New York. È sì. uno dei primi musical in cui si esce per strada, quindi la città diventa protagonista, c'è la grande musica di Bernstein ed è anche un musical modernissimo, perché sono dei personaggi femminili forse tra i più emancipati della storia del musical. Per non andare in altre cinematografie come i musical di Jacques Demy e Michel Legrand, che a mio avviso sono delle cose meravigliose, Parla pure di Sherbrooke. bellissime. Eh sì, gli ombrelli di Cherbourg o Josephine, no? Che Sì, sarebbe sì, seguito. le Demoiselles de Rochefort. Ci sono dei pezzi stupendi. E poi ho messo anche, ovviamente, West Side Story, che forse è il più grande musical mai fatto, mai realizzato, e Sete Eterna, che è uno dei grandi capolavori del cinema indiano. Tra gli indispensabili hai messo veramente, ripeto, tanti film, hai ragione tu, che sono obiettivamente dei filmoni, a prescindere dal fatto che siano poi anche Sì. musical. Ecco, incluso anche Luci della ribalta, perché in effetti è come se fosse un backstage musical, perché parla della vita degli artisti fuori e dentro il palco. A me la cosa che ha fatto impazzire è che a un certo punto tu parli anche di Nanni Moretti, perché fondamentalmente Sì, in una è parte dei certo, suoi film a un certo punto parte con un momento musicale, musical per assolutamente. No, eccellenza. no, ma io lo dico perché io ho fatto una piccola scheda proprio per spiegare che secondo me Nanni Moretti, se avesse saputo cantare un po' meglio, se avesse saputo danzare, sicuramente avrebbe già girato più di un musical. Ecco, Sì, sono sì. convinto di questo. Fondamentalmente Aprile è un musical non musical. Senti, Avrebbe sicuramente tanto voluto farlo. sì, sì. Ma senti un attimo, ti volevo chiedere, visto che hai fatto un elenco, ma secondo te quali sono per i neofiti? Che ne so, dimmene tre titoli fondamentali che Eh, uno... sì, ma guarda, secondo me direi a un neofita intanto gli chiederei che tipo di musica gli piace, perché se Ok, gli piace la black music è ovvio che gli direi di vedere i Blues Brothers, oppure se gli piace il jazz, allora gli direi appunto di vedere i musical che ha musicato Michel Legrand, oppure se gli piace il rock, ovviamente lo indirizzerei su Tommy o su Jesus Christ Superstar. Insomma, io andrei per generi, visto che è un neofite appunto e magari vuole ascoltare la musica che gli piace. E col musical, come dire, l'abitudine fa il gusto, no? Ci prendi piano piano la mano e poi... Io per esempio, ecco, sempre nei film indispensabili ho citato 42esima strada, che è stato un film importantissimo nella storia del musical, nella storia del cinema in generale, perché praticamente ha risollevato un po' il genere, perché appena nato era quasi già morto, perché i produttori hanno cominciato a portare al cinema gli spettacoli teatrali e la gente si è subito stufata a un certo punto, no? Invece 42esima strada è il primo musical con una grande storia corale. Praticamente un modello è diventato per tutti. Senti, invece, a proposito delle scelte che hai fatto, dei vari musical che hai selezionati, io sappi che non ti perdonerò mai per non aver inserito all'interno di questo libro il più grande musical di tutti i tempi, che è Matrimoni e Pregiudizi, un musical di Bollywood veramente sciocco, ma che io adoro tantissimo perché io adoro la musica bollywoodiana. Ecco, però, a parte gli scherzi, che tipo di criterio hai scelto? Allora, Bollywood è ovviamente una produzione immensa, quindi sono sicuro che qualunque esperto di Bollywood mi dirà che ho trascurato un titolo. Certo. Allora, diciamo una cosa, che le schede del libro sono 335. Circa due terzi sono di produzioni hollywoodiane, ovviamente perché è la produzione più importante, insomma, è nato il genere grazie agli Stati Uniti e quindi sono anche tanti film con cui noi siamo cresciuti. Quindi circa 110 schede sono del resto del mondo. In queste schede ci sono alcuni esempi di film di Bollywood
che io ritengo molto superiori alla media, a mio avviso. Cioè, sono film che hanno avuto anche un minimo di eco in Occidente. Cioè, hanno ricevuto dei premi, hanno avuto un minimo di distribuzione. Ecco, per esempio Madre India, oppure le due versioni di Devdas di cui parlo, che sono molto importanti entrambe, e Sede Eterna, che è di Guru Dutt, che appunto è stato un regista molto importante. Ha anche Lagan, no? Lagan c'era una volta in India, e che è un film che è stato candidato all'Oscar. Insomma, dei film che anche il pubblico occidentale, il pubblico italiano, ci si può approcciare. E questo è stato il criterio, ecco. Quando ho scritto il mio libro io sono stato veramente sorpreso dal cinema africano. Ecco, esistono qualche esempio di musical africano particolarmente importante? Guarda, io ne ho schedati due. Uno è un film di produzione franco-tunisina, la regista è tunisina, che si intitola Satin Rouge, ed è la storia di una donna che attraverso la danza ritrova la sua femminilità, perché è una vedova che appunto ritorna alla vita grazie alla danza del ventre. È un film purtroppo che poi è stato vietato in Tunisia. E poi il sorprendente U Carmen, cioè un film sudafricano. Loro hanno praticamente preso la Carmen di Bizet, l'hanno tradotta nella lingua Xhosa, che sarebbe la lingua di Mandela, e hanno praticamente creato una versione musical della Carmen ambientata in Sudafrica, quindi nella realtà sudafricana. All'epoca il film vinse l'Orso d'Oro a Berlino. Quindi proprio stiamo parlando di un pezzo da 90. Sì. Okay. Sì. Allora, guarda Eugenio, ma in questa tua ricerca di 2 anni, che ci hai detto proprio all'inizio, cos'è che hai scoperto che non avevi mai visto, che ti ha lasciato particolarmente colpito, impressionato, ecco? Intanto ho approfondito la cinematografia di Jacques Demy, perché lui ha girato 5 musical. Sì. E devo dire che in una maniera diversa li amo tutti. Soprattutto i primi due io li trovo due capolavori, cioè Le Parapluies de Cherbourg e Joséphine, sarebbe il titolo italiano. Però anche La favolosa storia di Pelle d'Asino, oppure anche l'ultimissimo, che è Tre posti al 26 con Yves Montand, anche quello sfortunato, un po' Una camera in città, che non è piaciuto a molto pochi, è stato trattato malissimo. Devo dire che invece anche dal punto di vista musicale non è per niente male, assolutamente. Quindi insomma la cinematografia di Demy è assolutamente fondamentale. Ho scoperto che il primo vero musical cinematografico è nato in Francia, che con i primi film di René Clair degli anni 30. E quindi poi ha proseguito con Demy, e poi soltanto dopo è arrivato Lloyd Webber, quindi il musical inglese. Non avevo mai visto un film con Eleanor Powell, che era la regina del tit-tap, e invece li ho visti con grande piacere. L'ho visto anche il film che lei ha girato con Fred Astaire. Ho visto i primissimi musical di fine anni 20, insomma, il primo musical scritto apposta per il cinema, che poi è stato anche il primo musical premiato con l'Oscar, sarebbe La canzone di Broadway. Poi i musical giapponesi, sin dagli anni 50, di Keinosuke Kinoshita, che poi è un regista molto importante. E poi, vabbè, ovviamente Hollywood, che è un pozzo senza fondo, ma anche Filippine, che ti posso dire, insomma, l'Argentina con Tangos, L'esilio di Gardel, tantissimi film meravigliosi. La grande stagione dei film di musical russi. Tra l'altro il regista era Alexandrov, che era l'aiuto regista di Eisenstein, quindi non l'ultimo venuto. E devo dire che sono davvero notevoli. Infatti li amava persino Stalin, cioè il cuore di pietra di Stalin, con quei musical pare che lui li adorasse addirittura. Quindi era giusto raccontare anche queste cinematografie. Bene. Guarda, io sono felicissimo di quello di cui ha parlato Eugenio, anche perché io sono fermamente convinto che noi non conosciamo il cinema, se usciamo al di fuori del nostro perimetro euroamericano,
abbiamo dei pesanti limiti da questo punto di vista, e mentre quelle cinematografie hanno delle perle rare. Invidio a Eugenio la sapienza con la quale butta lì dei nomi di registi giapponesi, che mi ricordo Joe Hisaishi, Ryuichi Sakamoto. Lì mi fermo, non perché non li conosco gli altri, perché non li so pronunciare, perché sono degli scioglilingua pazzeschi. Ma i Fugube però ha scritto Godzilla, quindi Fugube è facile. E Nobuo Uematsu, che già... No. Allora, Massimo lo sa, molte puntate dove parliamo dei giapponesi, in ogni caso degli orientali, voi non sapete quante take abbiamo dovuto fare, perché io cominciavo a ridere, lui pure con me, perché non si riusciva ad andare avanti proprio su questo. Comunque, al di là di questa nota così goliardica, io faccio i complimenti quindi a Eugenio. Lo spettacolo comincia, dizionario dei grandi musical cinematografici edito da Arcana. È un bellissimo libro scritto da un conoscitore di musica, ma anche da un grande divulgatore. Insomma, andatelo assolutamente ad acquistare. La domanda che faccio a Eugenio è la più complicata in assoluto, ovvero, da tutti questi musical che tu sei andato a studiare, a trattare, tirami fuori una canzone che faremo ascoltare durante il nostro programma radio Classic Rock On Air. Guarda, alla fine è semplice, perché con questo libro io mi sono riconnesso anche al mio io bambino che guardava la TV, i musical di Fred Astaire e Ginger Rogers. Che meraviglia. Di conseguenza io ho sempre amato una canzone di Irving Berlin che è Chick to Chick. Evergreen puro, a parte che quel giro lì dove caschi bene, perché ne ha fatte assolutamente. Ok. Allora noi salutiamo Eugenio, grazie ancora, lo spettacolo comincia a Cattatevello. Ciao a tutti, ciao Eugenio. Grazie. Viva il musical! Sempre!